L'auto dei carabinieri percorreva la strada Canizzano nel comune di Treviso in servizio perlustrativo quando è stata travolta da una Volkswagen Golf con a bordo due giovani, un 22enne ed un 29enne. Un impatto violento, 4 persone sono finite in ospedale. I due militari, un vicebrigadiere ed un appuntato scelto, hanno riportato contusioni e dimessi con alcuni giorni di prognosi, mentre i due occupanti dell'autovettura sono stati trattenuti in osservazione ma non sono in pericolo di vita. Accertamenti ora in corso per verificare la dinamica del sinistro. Intanto continuano serrati i controlli dei carabinieri sulle strade della Marca. Un singolare episodio ha visto coinvolto un ultrasettantenne alla guida di un motocarro che, dopo essere stato controllato e sanzionato il 1° maggio dai carabinieri nella zona del Montello perché positivo all'alcol test con tasso superiore a 1,70, è stato avvistato il giorno dopo alla guida del medesimo veicolo da un'altra pattuglia dell'Arma, sempre sotto l'effetto dell'alcol. Per il guidatore è scattata, oltre alla denuncia penale, anche una multa di quasi 2.000 euro per l'utilizzo del veicolo abusivamente utilizzato per circolare, benché già sottoposto a sequestro dopo il primo controllo. Nelle ultime ore i carabinieri hanno scovato altri 4 automobilisti ubriachi alla guida delle vetture, tutti positivi all'alcol test, per loro denuncia e ritiro della patente.